Il 15 gennaio del 2013 è uscito il nostro ultimo lavoro, Via la Faccia. Questo nome perché secondo noi Via la Faccia esprime un po' il concetto del lasciarsi completamente andare a se stessi, no? Quindi di abbandonare qualsiasi schema, qualsiasi imposizione dettato dalla società, dal mondo che ci circonda, e quindi appunto è un'esortazione a noi, a voi di cambiare, quindi di sentirci bene per la prima volta con noi stessi, di capirci un po' di più. Insomma è questo il concetto principale del nostro album. Questo album, Via la Faccia, è stato tra l'altro registrato in presa diretta per una nostra volontà di riuscire in qualche modo a impressionare sul disco ciò che creiamo quando ci esibiamo dal vivo, comunque quando proviamo, cercare di fissare quell'impatto che talvolta in alcune registrazioni più fredde non si riesce ad ottenere. Noi nasciamo nel 2007 dall'unione di due formazioni preesistenti, Chimera e Moist. Ciò che ci ha avvicinato è la passione per un certo tipo di musica, ma soprattutto in generale la passione per il suonare, il divertirsi e riuscire a creare qualcosa di bello assieme. Nel nostro album Via la Faccia ci possiamo trovare la scena rock, grunge, anni 80, anni 90, con Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Melvins, un po' quella scena lì. C'è anche una forte componente però la musica elettronica e dance degli anni 90 che ci ha influenzato parecchio, e quindi appunto possiamo dire che comunque le nostre radici sono queste qui, sporche, grunge, Speriamo che poi no? il minestrone, il frullato sia bevibile. sia quantomeno nostro, no? Non un clone del passato. La nostra musica si allontana un po' dai classici schemi dei gruppi che nascono nella città partenopea. Quindi i Solo Ventre Bianco forse non sono un gruppo legato alla classica tradizione della musica napoletana. Siamo legati a Napoli, ma in un altro aspetto, siamo legati a Napoli con l'anima, tramite l'anima anche della città proprio, del caos, della frenesia che si respira in questa città, e quindi è un po' l'essere caotico, no? di questo ambiente in cui ci ritroviamo che ci disegna il carattere musicale, che ci disegna le melodie, che ci disegna un po' lo schema musicale dei Solo Ventre Bianco. Diciamo che il frastuono, i rumori, i ritmi della nostra città in qualche modo influenzano l'aspetto musicale dei Solo Ventre Bianco, ma non quello caratteriale, non quello testuale. Quindi forse Napoli ci segna e ci disegna in questo modo. È un modo che per noi funziona. Quindi penso che abbiamo detto un po' tutto di noi e quindi dei Solo Ventre Bianco. Grazie, ciao. Ciao!